Andrea Vendrame, intanto una domanda d'obbligo, come stai prima di tutto? Pian pianino torniamo in forma, tra virgolette. Ho iniziato da qualche giorno a camminare senza deambulatore, fino appunto qualche giorno fa ero seduto in carrozzina e allettato. Quindi dai, ci sono dei passi di miglioramento, no, in avanti. Qual è il tuo stato d'animo e com'è vedere questo passaggio di tappa dall'altra parte della barricata? Ma il stato d'animo è un po' quel morale sottoterra, no? Volevo essere presente oggi, mi sarebbe piaciuto dare emozioni al pubblico di casa, però purtroppo sono qui in altre vesti. Niente, ci godiamo questo passaggio che deve restare sulla storia. Ecco. Secondo te chi è il favorito o chi sono i favoriti? Ma oggi, come oggi, dovrebbe essere una tappa da fughe. La vedo difficile per le squadre di velocisti tenere duro e controllata la tappa di oggi, anche perché dopo ci saranno 2 giorni sicuramente impegnativi dal punto di vista classifica generale, dove tra virgolette la squadra di Vingegaard ha ben gestito e appunto andrà a giudicarsi la maglia rosa senza... speriamo per lui, ecco, non voglio lanciargliela, buffargliela. Qual è l'augurio che ti fai per il tuo prossimo periodo sportivo? Ma sicuramente tornare a essere competitivo. Adesso tutta la squadra e l'equipe medica che mi controlla tutti i giorni e mi monitora, quindi l'obiettivo è rientrare alle corse ad agosto e poi appunto ritornare il Vendrame solito, ecco, combattivo.